In compagnia di Mister Zini, Mister, che cosa si dice alla propria squadra e ai propri ragazzi dopo insomma, una sconfitta del genere 10-1? Allora, evitiamo quello che ho detto a fine primo tempo. E no, faccio fatica a trovare una battuta in questo momento, sinceramente. Secondo me è un risultato un po' troppo largo, un po' troppo ingiusto. Sul 6-0 non possiamo andare sotto sul 6-0. I primi minuti secondo me abbiamo giocato, abbiamo fatto vedere la squadra che siamo. Poi ci mettiamo un po' tutto quanto e arriva il 6-0. È un momento difficile, assolutamente. Abbiamo altre 3 partite e poi abbiamo un altro mini campionato. In queste ultime 3 partite dobbiamo fare più punti possibili. Non nego che eravamo venuti qua per portare a casa i 3 punti e penso che se rigiocassimo la partita abbiamo grande possibilità di portarli a casa. Poi quest'anno sembra che giri tutto quanto in maniera negativa. Lo guardiamo, il migliore in campo è stato il vostro portiere e questo la dice tutta. L'avete cambiato, è entrato un altro portiere, è stato molto bravo anche lui, quindi dico, non lo so, la pallina nostra non entrava e quindi diventa tutto quanto più difficile. Poi va bene, il risultato così largo è anche difficile trovare gli stimoli, no? Però dobbiamo resettare, è difficile, domani sarà una bruttissima giornata. Però lunedì dobbiamo rimetterci in carreggiata e pensare alla partita di domenica prossima. Ecco, in conclusione abbiamo notato anche un po' di nervosismo in panchina, qualche cartellino blu, giallo di troppo, dovuto forse al risultato molto largo o magari anche a qualche decisione. Allora, per quanto mi riguarda, l'arbitro ha sbagliato, io non ho detto niente e lui può ritirare il giallo se ha sbagliato e questo gliel'ho detto, ok. Poi è logico che durante la partita si notano delle imprecisioni che non possono essere sempre una costante perché non siamo qua per hobby, ma abbiamo tutti quanti un obiettivo, quindi mi aspetto professionalità da parte di tutti, no? Cioè come la chiedo ai miei ragazzi anche dagli altri la dobbiamo avere. Poi tutti quanti possono sbagliare, non è quello il problema, però uno lo deve ammettere. A me piace la lealtà, spero che sia così, logico. Se la pallina non entra, prendiamo dei gol sciocchi, in più si mettono alcune decisioni arbitrali che sono incomprensibili, è logico che uno si incazza, no? E penso che sia la stessa cosa per voi. Però alla fine dobbiamo riconcentrarci e pensare alla prossima. Chiarissimo, grazie mille, buona serata. Grazie a voi. Grazie.